1089 migranti dal 1° giugno a oggi, tanti i profughi destinati al Veneto dal Ministero dell'Interno. È una delle pochissime notizie che filtra dal vertice a porte chiuse che ha impegnato a Venezia le 7 prefetture del Veneto. Intanto l'arrivo si concretizza. Dalla mezzanotte a Marghera sono sbarcati in 300, tutti uomini, solo 4 le donne. Gli ultimi 50 alle 10:30 aspettavano di partire in direzione Treviso. Giovanissimi, stanchi per lunghe ore, hanno atteso all'ombra dei pochissimi alberi del parcheggio di salire su un mezzo per raggiungere in Veneto la destinazione finale. I come from Senegal. Vengo dal Senegal, sono venuto attraverso la Libia, sono arrivato un mese fa. La Libia non è stata accogliente e sono partito. Sono felice di essere qua. So I'm not happy there, so I'm come here. Dalla prefettura di Venezia è partito l'ennesimo appello, destinazione finale i comuni. L'emergenza va affrontata, scrivono i prefetti. Si stanno ricercando tutte le soluzioni alloggiative praticabili da utilizzarsi tramite organismi di solidarietà sociale. Non mollano sulla politica della distribuzione a piccoli gruppi sul territorio. I 300 migranti arrivati nelle ultime ore sono stati trasferiti in tutte le province. 54 hanno trovato spazio a Eraclea, in un residence a 1 chilometro dal mare, già affittato regolarmente ad altri turisti. La rappresaglia di Renzi e Alfano accusa il governatore Zaia, che avverte il governo: giù le mani dalle località turistiche se non si vuol distruggere la prima economia regionale. Nelle prossime ore il numero a Eraclea potrebbe salire. Intanto sul posto il sindaco Giorgio Talon e i sanitari dell'ASL 10 stanno facendo tutti gli accertamenti del caso, procedendo con i controlli sanitari e la preparazione di una mensa. Dal primo cittadino l'invito a ricordare l'azione umanitaria che si sta compiendo. Non ci sta la Confcommercio, che teme la rovina della stagione balneare. Eraclea è una piccola città, dice il presidente Angelo Faloppa, e questo avrà un forte impatto. Ognuno, anche le altre città, deve fare la sua parte.